Ma San Gennaro m'aveva fatta grazia, la tamattina nulla fatta izza. Teneva l'occhio e freva, pareva che schiattava, e quasi mi credeva, era sceso con te. Non file voce però trovai mamma, una vicinella ti faccia compagnia. Io sorte e tu, iamo parrocchiata mona, o a coppetto o spumona. Quella che costi più, per ricordare sta giornata, d'inta villa ci hanno fatta foto. Vo pallone, vo papà, se ne fide cammina, guarda adesso, guardo mare, sto pensando a camminare. Innamorata, sono rassegnata, non reagisco più. Io sorte e tu, io sorte e tu. Mamma, sorda, nonna, zietta, patata, fratata, zietta, nonna, mamma, friata, zietta, patata, mamma, sorda, tu, io, mamma, sorda, tu, patata, fratata, sorda, mamma, scusa, non ci credo, io sono capisci, no, mi sono tornato proprio modo a ascoltare. Siamo numerosi e questa piazza è una piazza che è sempre stata sintomo di festa. Festa nel senso che nella storia qua si festeggia Sant'Ippolito Damiano il 27 di settembre, qua sopra c'è una cappella che si chiama Cappella dei Suonatori, perché all'epoca si contavano più di 1000 presenze di persone e si andavano le bande musicali dei paesi vicini per far festa a Sant'Ippolito Damiano. Purtroppo oggi teniamo accesa questa fiammella, sembra il 27 di settembre, e facciamo questa bella manifestazione che per noi è un orgoglio avere l'Orchestra Sinfonica di Sanremo, che è una eccellenza della provincia di Imperia, ma non solo. È un'orchestra che conta 130 anni di storia, ha suonato al festival, quindi è veramente una cosa molto importante per la provincia. E noi facciamo quello che possiamo, siamo in pochi in paese, però cerchiamo di tenere appunto accesa questa, diciamo, fiammella, già mi ripeto, perché ci teniamo e siamo legati al paese. Quindi questa piazza che cerchiamo, che per me è una delle più belle piazze, non sono partigiano nel dirlo perché è un esempio di barocco puro della Liguria. Questo è un ambiente unito alla bella musica, penso che sia un mix veramente speciale. E dato che non sono abituato a parlare, ma faccio dell'altro, disegnare, vorrei innanzitutto ringraziare appunto la Sinfonica che viene qua sempre volentieri, il maestro Di Lorenzo Gianfranco che dirige e Peppe Voltarelli che canta. L'abbiamo conosciuto già l'anno scorso, è una persona per noi simpatica, spero che questa sera sarà altrettanto simpatico come le altre volte. Devo anche ringraziare lo sponsor che ci ha permesso di organizzare anche tutto quanto, la DM Fiori, dei fratelli di Massa che ringraziamo, e anche quelli del paese che hanno aiutato comunque a far sì che questo potesse essere organizzato. Quindi io non avrei altro da dire se non quello che finito il concerto c'è il servizio bar, non è a pagamento, però se lasciate una piccola offerta per mantenere tutta questa roba ci fa piacere. Buon divertimento a tutti e speriamo che sia una bella serata. Grazie. Con lo tamburo, e con la chitarra, e quando fuori si dice una volta ed è nessuno la cumbaleno e non ha una pizzica per la
i vinili e il miscello sono i compari corriti. Ecco la chitarra, ecco il tamburo. Chi può fermare il fiume che corre verso il mare, le rondini del cielo che vanno verso il sole? Chi può fermare l'amore mio per te? Volare, continua a volare felice nell'alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, con te. Grazie. Un grande applauso per questa incredibile orchestra. Il maestro Giancarlo Lorenzo alla direzione. Il giovane Peppe Voltarelli alla voce. Grazie.